Una partita, un derby per decidere il destino ai playoff di Roma ed Eco City. Una di quelle partite da dentro o fuori dove ogni pallone conta, ogni centimetro fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra la semifinale o la chiusura del sipario. Amici appassionati di futsal, buonasera, ben ritrovati. Il saluto dal Palasport di Cisterna di Latina vi arriva da Mattia Esposito. Gara 3 dei quarti di finale, playoff scudetto tra Roma ed Eco City. La serie è in parità, 1-1, vittoria dell'Eco City in casa in gara 1, vittoria rocambolesca della Roma 2 giorni fa qui a Cisterna di Latina con il gol decisivo di Rodolfo Fortino, arrivato a 30 secondi dalla fine, su quell'episodio tra l'altro che ha portato anche all'espulsione di Micheletto, che non sarà di questa partita. Andiamo a dare lettura di quelle che sono le formazioni da una parte e dall'altra. Partiamo dalla Roma, maglia numero 2 Ercolessi, 7 Isgro, 8 Murilo, 13 Ducci, 15 Borolo, 18 Avellino, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 24 Biscossi, 26 Cutruneo, 28 Rodriguez, 77 Dimas. Fabrizio Reali, che anche per questa partita rinuncia a Marcelinho, risponde dalla parte opposta l'Eco City. Abbiamo detto dell'assenza per squalifica di Leonardo Micheletto. Mamarella maglia numero 1, 2 Zaccagnini, 4 Romano, 5 Lara, 7 Fusari, 9 Brunelli, 11 Julio De Oliveira, 12 Edoardo Di Ponto, 13 Bissoni, 14 Taborda, 21 Siddi, 27 Nemma. Questi gli uomini a disposizione di mister David Marin. Andiamo a darvi anche la squadra arbitrale di questa sfida. Il primo arbitro Chiara Perona della sezione di Biella, Luca Di Battista di Avezzano e Angelo Bottini di Roma 1. Al crono siederà invece Mattia Landi della sezione di Prato. È il momento delle foto di rito da una parte e dall'altra, dopodiché sarà gara 3 tra Roma ed Eco City. Una partita, una gara 3 che si preannuncia molto intensa, molto equilibrata. Due partite, le prime due di questa serie, che si sono decise veramente all'ultimo. In gara 1 la vittoria per 7-6 dell'Eco City, arrivata ai tempi supplementari. In gara 2, lo abbiamo detto, dopo che la Roma era stata avanti 1-0, nella ripresa era arrivato l'1-2 dell'Eco City e poi il controsorpasso della Roma con il gol decisivo di Rodolfo Fortino a 31 secondi dalla fine. Tra pochissimo uno sguardo ai due quintetti, c'è Di Ponto tra i pali per l'Eco City insieme a Nem, De Oliveira, Taborda e Thiago Bissoni. Risponde la Roma con Rodolfo Fortino, Lucio Avellino, Murilo Ferreira. Attendiamo l'ultimo elemento della formazione giallorossa, che è Capitan Dimas. Sarà proprio la Roma a toccare il primo pallone di questa partita. Siamo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Si attende solamente il fischio d'inizio di questo derby di gara 3. Cenno d'intesa tra gli arbitri, il fischio di Chiara Perona. È partita Roma Eco City, il primo possesso dell'Eco City con Nem che imbuca subito dentro per De Oliveira, arriva Bissoni, subito il primo squillo dell'Eco City dopo 9 secondi. La conclusione di Thiago Bissoni a mani aperte, Rodriguez a mettere il pallone in calcio d'angolo. Partenza decisa della squadra di David Marin. Che potrà battere anche una rimessa laterale con Pablo Taborda. Era stato lui ad avviare la rimonta in gara 2 con il gol del momentaneo 1-1, poi il 2-1 firmato da De Oliveira. Si lotta sul pallone, Avellino vince il duello con Julio De Oliveira. Avellino prova ad aprire di tocco di prima per Murilo, pallone che sfila in rimessa laterale. Bissoni vuole il pallone corto per Taborda, si è messo sulla linea di passaggio Fortino, poi prova a servirgli il pallone di ritorno Rodriguez.
che termina direttamente dalle parti di Di Ponto. Taborda sfida in 1 contro 1 Fortino, imbuca dentro per De Oliveira, fallo alle sue spalle di Lucio Avellino. Primo fallo di squadra per la Roma, ancora nessuno commesso dall'Eco City. 19 minuti 15 secondi, subito un primo squillo, lo abbiamo detto, dell'Eco City con la conclusione di Tiago Bissoni. Fischio degli arbitri, calcio di punizione battuto da Tiago Bissoni, l'1 contro 1 in banda di Nem che in velocità prova a saltare Dimas. Bravo il capitano della Roma a contenere la velocità del 27, rimessa già battuta da Rodriguez. Murillo, Avellino, taglio centrale di Dimas, si chiudono le maglie della difesa dell'Eco City che ritrova il possesso di palla. Nem prova a sfidare in 1 contro 1 Murillo che è lì ad aspettarlo, e anche l'ultimo a toccare il pallone. Nem ha già aperto per Taborda che prende la corsia centrale, scambia con Nem, poi il tentativo di imbucata con l'Eco City che chiedeva un tocco con il braccio. Gli arbitri fanno continuare, occhio qui a Fortino che l'appoggia per Murillo. Fortino che poteva andare in porta, contro transizione dell'Eco City con la conclusione di De Oliveira. Grande lettura difensiva di Lucio Avellino. Partita che è iniziata 100 all'ora da una parte e dall'altra. Sarà ancora una volta, credo, rimessa laterale per l'Eco City. Pallone dentro, Avellino in anticipo, Fortino prova a ripulirlo, rimontato e chiuso da Tiago Bissoni. Di Ponto, Bissoni dentro di prima per De Oliveira, Avellino ad anticipare tutti, finisce a terra Fortino ma non c'è fallo. Le proteste della panchina della Roma, scappa Taborda che poi voleva il taglio centrale di Tiago Bissoni. Subito caldissimi gli animi in questo derby di gara 3, poteva starci forse il contatto su Rodolfo Fortino. Le proteste, inquadrato Fabrizio Reali sulla panchina della Roma. Murillo con calma decide di ragionare la Roma. Dimas scambia con Avellino, transita nuovamente per i piedi di Dimas, prova a salire la pressione di De Oliveira, pallone scodellato per Dimas che quasi stava per inventarsi un grandissimo controllo. Poi Rodriguez bene in anticipo sul lancio lungo, sarà semplice rimessa laterale per l'Eco City che guadagna comunque metri di campo. È pronto Pablo Taborda che si allontana, lascia Tiago Bissoni, aveva letto la situazione Murillo, controfallo però fischiato su questa rimessa che dunque cambia proprietario. Sarà la Roma a far ripartire il gioco. 17 minuti 49 secondi, ancora 0-0 in questo derby che può valere l'accesso in semifinale playoff. Dimas imbuca dentro per Murillo che a campo porta il pallone Murillo e calcia sul primo palo. Attento Edo Di Ponto, mani aperte a metterla in calcio d'angolo. Prova ad affacciarsi in avanti la Roma. Avellino dentro, Di Ponto con i piedi, De Oliveira difende il pallone su Avellino, poi cambia lato e transita per i piedi di Pablo Taborda. Nem a scambiare proprio con Taborda. De Oliveira prova ad andare in porta, viene chiuso da Lucio Avellino. Taborda alimenta l'azione dell'Eco City. Nem 1 contro 1, il blocco di Bissoni, la conclusione di Nem rimpallata da Murillo. Bissoni spalle alla porta, Nem, Taborda, giro palla dell'Eco City. Bissoni, buono il tocco con l'esterno per Julio De Oliveira, alta, ottima chiusura di Lucio Avellino. Rodriguez riesce a trovare Murillo che va lungo da Dimas, uscita fuori tempo di Di Ponto che stava per combinare un pasticcio. Lo ha graziato Dimas che ha provato con il petto a girare in porta il pallone. Grande potenziale occasione per la Roma qui
pallone che è terminato in rimessa laterale. Roma che ritrova il possesso, 16:56 da giocare in questo primo tempo, ancora 0-0, un paio di chance per la Roma, ne ha avuta una dopo 9 secondi l'Eco City con la conclusione centrale di Thiago Bissoni. Murillo taglia il campo, non riesce a trovare Rodolfo Fortino, imbrigliato nel duello da Thiago Bissoni. Dentro Cristiano Fusari per David Marin che inizia ad attingere dalla sua panchina. Bissoni alza il pallone, vuole Pablo Taborda, non riesce a trovare il suo compagno di squadra. Dentro Brunelli, fuori Julio De Oliveira, staffetta tra pivot dell'Eco City. Brunelli bravo nella difesa del pallone, riesce a toccare per Bissoni che apre un po' di campo a Taborda che rientra sul destro, va da Brunelli che prova a girarsi e a calciare, ancora bravo Morelo a rimpallare. Bissoni calcia, aveva indirizzato benissimo il pallone Thiago Bissoni, bravo Rodriguez a distendersi e a mandare il pallone in calcio d'angolo. Andiamo a rivedere la conclusione di Thiago Bissoni con il piatto indirizzata all'angolino. Bravissimo Rodriguez che ha visto partire il pallone e allungato in calcio d'angolo. 16:23, corner Eco City, Avellino per un attimo di testa, pallone che torna nella metà campo difensiva dell'Eco City. Di Ponto non trova Bissoni ma Murillo, Fortino, Dimas prova a sviluppare la fase di possesso la Roma, il velo di Murillo che non riesce a far arrivare il pallone a Rodolfo Fortino. Brunelli, Taborda, la Roma prova a rimanere in pressione nella metà campo difensiva dell'Eco City. Bissoni, linea di passaggio aperta per Pablo Taborda che imbuca dentro per Brunelli, duello con Dimas, alimenta l'azione Taborda, altra chiusura stavolta di Fortino e poi Dimas che può scatenare la transizione della Roma. Chiedeva un fallo Dimas che è andato alla conclusione centrale, 3 contro 3 per l'Eco City. Fusari a tutta velocità finisce a terra, arriva il fallo commesso da Rodolfo Fortino, tutta in piedi a protestare la partita della panchina della Roma, chiedo scusa, e direi che gli animi sono già decisamente caldi in questo derby qui. Andiamo a rivedere, aveva protestato Dimas, poteva starci il fallo di Thiago Bissoni, fallo fischiato alla Roma dalla parte opposta del campo, è il secondo di squadra per i giallorossi, sarà calcio di punizione per l'Eco City. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Seguiamo questo calcio di punizione per l'Eco City. Sul punto di battuta c'è Romano che si allontana e lascia l'incarico a Nem. Conclusione forte. Partita bene dal mancino di Nem che però non ha centrato lo specchio della porta. Rotazioni anche per la Roma. Dentro Biscossi e dentro Cutruneo. Eccolo Matteo Biscossi. Avellino, Cutruneo, Avellino in avanti, l'anticipo, poi prova ad arrivare Cutruneo, prima di Nem ha cercato in qualche modo di coordinarsi il prodotto del settore giovanile della Roma. Nem, possesso Eco City, Fusari, Romano alza la testa, vuole la posizione profonda di Brunelli che sbaglia il controllo. Dentro Isgro, fuori Dimas. E Roma che gestisce il possesso. Biscossi ha spazio per andare alla conclusione, bravissimo Nem ad immolarsi in scivolata, a rimpallare il pallone con la schiena e ad allungarlo in rimessa laterale. Prova ad attaccare la Roma con la rimessa laterale battuta da Lucio Avellino, all'indietro per Caiche Rodriguez. Solita uscita, palla al piede del portiere della Roma, poi pallone aperto per Cutruneo, lui che è un mancino naturale, prova a rientrare sul sinistro, scambia con Avellino, dentro da Matteo Biscossi, circondato dai giocatori dell'Eco City, è bravo Biscossi a difendere il pallone, poi prova a sviluppare con efficacia e con calma il gioco la Roma. Cutruneo, taglio in diagonale per Avellino, pallone di ritorno per Cutruneo,
Buona lettura della difesa dell'Eco City che prova a ripartire con Nemma in ritardo. Isgro che è andato ad abbattere il numero 27, terzo fallo di squadra in questo primo tempo per la Roma, una Roma che deve iniziare ad attenzionare la situazione falli perché mancano ancora 14 minuti e 20 secondi da giocare nel primo tempo. Isgro per un attimo di ponto rimette in moto l'Eco City passando per i piedi di Fusari. Nemma, Romano prova a sfidare in 1 contro 1 Biscossi. Buona chiusura di Matteo Biscossi in rimessa laterale. Nemma, Romano prova ad allungare, ancora lì ad aspettarlo Biscossi. E altra rimessa in arrivo per l'Eco City. Dentro anche Marco Ercolesi per la Roma. Fusari, Nemma in avanti, non riesce a trovare Brunelli, che sta facendo tanto movimento per dare una soluzione, una linea di passaggio in fase di uscita all'Eco City. Roma che però sta disinnescando bene per il momento questo tipo di soluzione. Qui Rodriguez troppo lungo con i piedi all'indirizzo di Marco Ercolesi. Dentro Mati Lara per l'Eco City. Di Ponto Lungo. Brunelli anticipato da Rodriguez, la rimessa laterale sarà dell'Eco City. Adesso il ritmo della partita che è tornato un pochino ad abbassarsi dopo un inizio a 1000 all'ora. Fusari cambia lato, trova Sergio Romano, si transita ancora per i piedi di Cristiano Fusari. Brunelli porta il pallone, alla fine deve rifugiarsi tra i piedi di Mattias Lara che finisce col perdere il duello con Isgro. Contro riconquista dell'Eco City con la conclusione sul secondo palo di Brunelli. Nessuno ad attaccare quella zona di campo, potenziale chance non capitalizzata dalla squadra allenata da David Marin. Rimessa a Roma. È pronto Isgro che va da Rodriguez, movimento profondo di Fortino, l'anticipo di testa di Sergio Romano. Brunelli difende, Lara, Romano, giro palla dell'Eco City. Brunelli surplus in 1 contro 1 con Marco Ercolesi. Romano, Brunelli taglia il campo in diagonale, riesce a trovare Fusari, duello tra numeri 7 con Antonino Isgro. Buona giocata difensiva da parte di Isgro che poi chiedeva un fallo di Fusari, poi Isgro se ne va con un numero. Alla fine arriva il fallo commesso da Cristiano Fusari che rischia anche il cartellino giallo. È il primo fallo di squadra commesso dall'Eco City nel primo tempo. Murillo battuto il calcio di punizione dalla Roma. Isgro ancora per Murilo Ferreira. Fortino, 2 gol in gara 2 di fatto decisivi per il passaggio del turno della Roma. Qui Isgro prova a saltare Romano, finisce a terra, gli arbitri non fischiano fallo, sarà semplice rimessa laterale per l'Eco City. Isgro che si rialza e consegna il pallone a Pablo Taborda. Romano, battuta la rimessa laterale, il pallone per Pablo Taborda, marcato da Murillo. Taborda cerca con l'esterno la posizione profonda di Julio de Oliveira che con grande ferocia va a riconquistare questo pallone. Alla fine però il campo è finito, rimessa dal fondo già battuta dalla Roma con Isgro che prende la corsia centrale, offre il pallone a Rodolfo Fortino, spalle alla porta contro Matti Lara. Buono il raddoppio di Julio de Oliveira, poi Fortino lotta, è lui l'ultimo a toccare. Giusto la segnazione di questa rimessa laterale all'Eco City. 11 minuti 56 secondi, 0-0 Roma che ha 3 falli di squadra, 1 commesso dall'Eco City. Ancora nessuno ammonito, dicevamo di un inizio di partita con un paio di buone chance, direi 2 per la Roma, 1 per l'Eco City. Adesso il ritmo si è un po' abbassato,
sono diminuite le occasioni da gol. Dimas, Fortino, insolita posizione da ultimo ad offrire il pallone a Dimas con l'esterno per Murillo, dentro da Rodolfo Fortino che la suola per Ercolesi che calcia, pallone deviato credo dalla schiena di Lara, non cambia la sostanza, sarà calcio d'angolo per la Roma. 1:28 alla metà di questo primo tempo. Ercolesi prova ad andare dentro da Murillo, l'anticipo di De Oliveira, poi Murillo bravo a sradicare il pallone dai piedi del numero 11, due che sono stati compagni di squadra all'Acqua e Sapone. Ercolesi prova ad andare con l'esterno da Dimas. Ercolesi chiedeva una spinta di De Oliveira non vista dagli arbitri, rimessa laterale per l'Eco City, fuori Ercolesi, dentro Lucio Avellino. Bissoni sul punto di battuta, Taborda alza la testa, non sa chi scaricare il pallone, va corto da De Oliveira, arriva il raddoppio di Fortino che è l'ultimo a toccare, rimane in zona d'attacco l'Eco City che prova a dare un po' di pressione alla Roma. Pallone dentro per Bissoni, un rimpallo, Bissoni riesce a tenere vivo il pallone, prova ad offrirlo dentro a Julio De Oliveira, premiata la caparbietà di Thiago Bissoni. Real Rieti e Luparense tra le altre nella sua carriera in Serie A. È proprio Thiago Bissoni ad incaricarsi della battuta. Movimento al centro dell'area di Julio De Oliveira, pallone che era indirizzato sul secondo palo per il taglio di Mati Lara. Rimane in attacco con una rimessa l'Eco City. Bissoni sul corpo di Dimas, si rimane in quella zona di campo e allora Bissoni decide di aprire, di dare aria alla manovra dell'Eco City passando per i piedi di Taborda. La sterzata del 14, pallone dentro per Julio De Oliveira, Taborda dopo il rimpallo De Oliveira si ritrova lì il pallone, poi Taborda voleva fare una genialata lasciando scorrere il pallone di Julio De Oliveira. Attento Kayke Rodriguez all'interno della sua area di rigore a disinnescare questa possibile chance per l'Eco City. Murillo scambia con Avellino, Dimas vuole Fortino, ha letto tutto con largo anticipo Thiago Bissoni. Lara a lottare con Murillo Ferreira, quasi un laccio da karateka di Mati Lara. Arriva il secondo fallo di squadra commesso dall'Eco City. Arriva il time out richiesto dalla panchina della Roma. Vuole parlarci su Fabrizio Reali a 7 secondi dalla metà del primo tempo. Andiamo a sentire le indicazioni di Fabrizio Reali sulla panchina della Roma. Va bene tutto. Mentre difendiamo, stiamo con loro, andiamo, ci manca un po' più di intensità nel possesso palla. È come se abbassiamo il livello e qualche accelerazione in più, parto, freno, attacco, parallela, palla sul pilone e tagli dentro, un po' più di intensità quando abbiamo la palla. Per il resto va bene, più intensità però, altrimenti è passaggio, e loro difendono. Andiamo un po' di più. Quando bisogna viene a battere, dire all'abito che lui gliel'ho detto io. Stare attento. Andiamo più forti con la palla. Raga. Fine del time out. Roma che ripartirà con questo possesso dopo il fallo commesso. Occhio qui a Fortino che di testa da centravanti ha trovato
le mani aperte di Ponto, torna ad affacciarsi in attacco la Roma. Pallone scodellato da Avellino per Fortino, occhio all'anticipo di Julio De Oliveira che prova a scappare in contropiede e calcia sul primo palo. Bravissimo Rodriguez, non era per nulla facile questa parata. Pallone all'indietro di Taborda per De Oliveira. Altra deviazione e altro corner in arrivo per i ragazzi allenati da David Marin. Nem scudella. Rimessa ai Cositi, Bissoni, Taborda. Murillo allunga in rimessa laterale, 9 minuti 46, è rimasto a terra Lucio Avellino che ha subito forse un colpo da Tiago Bissoni, anzi da Julio De Oliveira, provano a chiarirsi due. Eloquente Julio De Oliveira che rivolgendosi alla panchina della Roma dice: non ho fatto niente. Ci siamo persi il contatto tra Avellino e De Oliveira. Bissoni, rimessa battuta dall'Eco City. Nem con l'esterno da Pablo Taborda. Bissoni ancora, la Roma prova a salire con il pressing. Nem sbaglia il controllo. E qui ammonito Siddi che è andato a ritardare la ripresa del gioco della Roma. Cartellino giallo per Siddi, dunque primo ammonito di questa partita. Gioco ancora fermo, c'è da aspettare il fischio degli arbitri per riprendere. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale in favore della Roma. Avellino dentro da Fortino, decisivo il tocco di Tiago Bissoni che allunga ancora in rimessa laterale. 9 minuti 22 secondi, 0-0, rimessa Roma. Arbitri a far rispettare la distanza a Nem. Avellino sul punto di battuta, scodella, Fortino di controbalzo con il piatto del piede sinistro. Pallone lontano dal bersaglio, quello calciato da Rodolfo Fortino. Bissoni, Taborda, Nem, dentro da Julio De Oliveira. È bravo nella difesa del pallone su Murillo ad aspettare il supporto di Tiago Bissoni. Taborda, Nem, carica al sinistro e spacca la traversa. Poi il pallone resta vivo. Mamma mia, missile di Nem che ha spaccato la traversa ad un passo dall'1-0 l'Eco City. Clamorosa giocata di Nem che stava per inventarsi un golasso. Andiamo a rivedere. Nem si è coordinato col sinistro, mamma mia, grande giocata di Nem. Qui De Oliveira a chiedere una trattenuta di Avellino che poi imbuca in avanti il pallone. Fuori Fortino, dentro Biscossi. Attacca l'Eco City che ha fatto tremare la Roma con la traversa colpita da Nem. Buona la pressione di Matteo Biscossi. Rimessa laterale che sarà giallo-rossa. A terra Bissoni, forse un colpo ad una mano per il giocatore dell'Eco City. Gioco ancora fermo.
Esce dal campo Bissoni, al suo posto Sergio Romano, mentre si deve procedere ad asciugare il parquet. Avellino all'indietro per Dimas, sfida in 1 contro 1 Nem, si porta il pallone sul mancino, buono il contenimento di Nem che costringe Dimas a trascinarsi fuori il pallone. 8 minuti 3 secondi, poco fa la clamorosa traversa di Nem, quasi un colpo di defibrillatore ad un momento di stanca di questa partita. Ricordiamo che le due squadre hanno giocato qui 48 ore fa. Chiaro che è difficile recuperare le energie. Romano, pallone deviato da Cutruneo, corner in arrivo per l'Ecocity. Romano, bucano tutti, arriva Taborda. Conclusione del numero 14. Ultimo tocco, credo, di Rodriguez. E corner in arrivo per l'Ecocity. Momento buono di partita per i ragazzi di David Marin. Taborda. Brunelli prova a restituire il pallone a Taborda. Altro tocco stavolta di Cutruneo e altra rimessa laterale. Il taglio di Romano, si fa vedere Nem che va dentro da Brunelli, prova a girarsi il numero 9, riesce a trovare Sergio Romano, ancora Brunelli sulla pressione di Cutruneo che stava per sfilargli il pallone. Nem pressato da Biscossi, fallo commesso da Matteo Biscossi, è il quarto di squadra per la Roma, 2 ne ha commessi invece l'Ecocity. E dunque il prossimo fischio Roma che sarà in bonus. Ancora spazzolone per asciugare il parquet. E ancora gioco fermo. Occasione per le due squadre di riprendere un po' fiato. Taborda prova a cercare Brunelli. Si scusa Pablo Taborda che ha sbagliato la misura del passaggio all'indirizzo dell'ex giocatore dello Sporting Sala Consilina, con cui ha fatto decisamente faville, tanto da meritarsi quest'anno proprio la chiamata dell'ambiziosa Ecocity. Rodriguez porta il pallone, supera la metà campo, offre a Biscossi, Cutruneo, poi Ercolesi prova a mettere dentro il pallone, deviazione, calcio d'angolo in arrivo per la Roma. Ercolesi, uno sguardo in mezzo, prova ad andare da Isgro che finisce a terra, non c'è fallo ma la Roma potrà battere ancora una rimessa laterale in zona d'attacco. Non si schioda il punteggio, 0-0 e la Roma che ci proverà da questa palla da fermo, palle da fermo che erano state decisive in gara 2. È chiaro che quando le partite sono così sbloccate sono situazioni di gioco che possono assolutamente fare la differenza. Isgro, Ercolesi, cambia lato per Matteo Biscossi che incespica sul pallone, perde il possesso. L'Ecocity gestisce con Sergio Romano all'indietro per Pablo Taborda, ancora Romano, l'1 contro 1, l'imbucata, Biscossi spedisce in avanti senza pensarci troppo. Saranno le mani di Di Ponto a far ripartire l'azione dell'Ecocity. Di Ponto lungo, Brunelli non riesce a controllare. Roma che potrà battere una rimessa laterale, credo, anzi sarà rimessa dal fondo per le mani di Rodriguez. Corre il cronometro, 6,5 da giocare nel primo tempo, ancora 0-0. Rodriguez lungo da Matteo Biscossi,
controlla e appoggia su Antonino Isgro, l'1 contro 1 su Brunelli, pallone transita per Marco Ercolesi, il taglio diagonale di Ercolesi, il velo di Biscossi. Isgro però si era fermato per dare proprio una linea di passaggio ad Ercolesi, risultato palla persa dalla Roma ed è Ecositi che gestisce con Brunelli, il tocco con l'esterno all'indirizzo di Pablo Taborda, Romano, Taborda prova a salire la pressione della Roma, occhio a Taborda che sbaglia questa giocata e si trascina il pallone in rimessa laterale. Biscossi, Murato e allora la Roma prova a riorganizzarsi con Antonino Isgro, pensa all'1 contro 1, poi passa per i piedi di Marco Ercolesi, Biscossi, Isgro, eccolo nuovamente l'1 contro 1 su Brunelli, Cutruneo, controllo orientato, pallone sul sinistro, arriva la chiusura di Fusari che apre proprio all'indirizzo di Brunelli che prova a scodellare all'indietro, un paio di tocchi, Cutruneo va sul sinistro e calcia di Ponto in spaccata a murare la conclusione di Cutruneo. Fusari a campo per attaccare in 1 contro 1 su Ercolesi, si prende il centro e offre a Brunelli, Romano. Stiamo per entrare negli ultimi 5 minuti, un paio di deviazioni, alla fine Isgro allunga in rimessa laterale, fuori Isgro, dentro Dimas, fuori Cutruneo, dentro Murilo, staffetta per Fabrizio Reali in panchina. Intanto arriva il time out chiamato da David Marin, 5 minuti 16 secondi, time out in campo 0-0. Ok, oggi la facciamo vedete qua, ok? Facciamo la viola però percusa. Significa 5 semifinali del primo tempo, cominciamoci, facciamoci sentire, forza! Occhio questo che non si viene avanti. ok, no, si è chiaro che queste vanno bene, Dai. facciamo quella. Tu esci per andare a gol. Fine del time out, si torna in campo, sarà possesso per l'Ecositi. Ancora nessun gol, un paio di emozioni su tutte, la traversa colpita da Nemma, rimane la migliore occasione avuta forse da entrambe le squadre in questo primo tempo. Ercolesi, Murilo, Rodriguez prova a pescare il taglio profondo di Marco Ercolesi, pallone fuori misura e gestito adesso dall'Ecositi. Brunelli, il rimorchio centrale di Romano che scambia con Brunelli che va col destro, pallone deviato, Bissoni il primo ad arrivarci e ad offrire ad Edoardo Di Ponto. Il lancio lungo, Rodriguez svetta su Brunelli, blocca il pallone e fa ripartire l'azione della Roma. Ercolesi, Dimas prova a saltare in 1 contro 1 Brunelli che legge in anticipo la giocata di Dimas, da copertura anche Fusari che si accontenta della rimessa laterale. Una partita che si giocherà sui dettagli, sui nervi, questo derby di gara 3. Ricordiamo che chi vince è in semifinale, chi perde chiude anticipatamente la sua stagione. Arbitri che fanno sistemare la porta di Rodriguez, dopodiché sarà possesso Roma. In piedi Mammarella passeggia davanti alla sua panchina. L'esperienza infinita di quello che per anni è stato il miglior portiere del mondo. 4:17. Altro possesso Ecositi con la rimessa di Cristiano Fusari per Tiago Bissoni con la schiena Fortino. Il pallone è buono per Dimas che è andato sul sinistro, che non è il suo piede naturale. Bravo
in questa giocata difensiva Sergio Romano, che ha negato di fatto a Dimas di poter rientrare sul destro. Pallone lungo, Rodriguez non si fida della presa, lunga in rimessa laterale, poi chiedeva un fallo di Julio De Oliveira. Gli arbitri, direi giustamente, lasciano giocare Bissoni all'indietro per Sergio Romano. Si transita nuovamente per i piedi di Thiago Bissoni. Spalle alla porta, Romano cambia lato, Fusari in buca dentro per De Oliveira. Ancora Julio De Oliveira, all'ultimo tocco di Avellino, poi il pallone scodellato, ma di fatto per Fabrizio Reali sulla panchina della Roma sfuma questa chance per l'Eco City. 3 minuti 50 secondi, 0-0, possesso Roma, con la rimessa laterale della quale si incarica Capitan Dimas. Scambia con Avellino, va dentro da Fortino, fallo commesso da Thiago Bissoni, che protesta, ma in allegato per lui arriva anche il cartellino giallo. Secondo ammonito per l'Eco City dopo Siddi. Qui andiamo a vedere il replay, l'imbucata di Dimas aveva preso posizione Fortino, ma anche tanta palla colpita da Thiago Bissoni, che forse ha sbilanciato toccando il piede d'appoggio di Rodolfo Fortino. Poteva starci il fallo, forse severo il cartellino giallo per Thiago Bissoni, che come detto è il secondo ammonito dell'Eco City. 3 falli di squadra. Avellino, Murilo sul primo palo, non pericolosa la conclusione di Murilo Ferreira. Di Ponto, De Oliveira prova in qualche modo a tenere vivo il pallone. Avellino per un attimo, Fusari, Dimas, bravo Avellino, e poi Murilo apre per Rodolfo Fortino. Ancora Murilo Ferreira, Avellino, Murilo prova a trovare Rodolfo Fortino, non si capiscono i due. Palla persa dalla Roma. Taborda, Bissoni, tornato a scendere, e il ritmo della partita che resta inchiodata sullo 0-0. Murilo suolata per Dimas. Avellino, Murilo è riuscito secondo gli arbitri a tenere in campo il pallone. Dimas apre per Fortino. Eccolo Dimas che può puntare in 1 contro 1. Cercato questo pallone in diagonale per Fortino. Si è chiusa ancora la difesa dell'Eco City. Bissoni rischia di commettere un altro fallo, poi prova a sprintare sul tocco di De Oliveira. Buona transizione difensiva della Roma, quasi 2,5. Poi sarà intervallo in questa partita. Avellino, Fortino di prima per Murilo Ferreira, dentro da Dimas. Altro anticipo di Thiago Bissoni. Fuori Fusari, dentro Nem. Si sono accorciate le rotazioni per David Marin dopo il rosso in gara 2 per Leonardo Micheletto. Cutruneo in buca, strada chiusa, rimessa laterale per la Roma. Dimas dentro da Fortino, non si capiscono i due, e allora Di Ponto a gioco facile. Nem, occhio al tocco sbagliato. Cutruneo, bravissimo De Oliveira, quasi in spaccata a chiudere la linea di passaggio, poi prova ad avventurarsi da solo nella metà campo difensiva della Roma, riesce a tirarne fuori una rimessa laterale. Rimessa laterale, tra l'altro assegnata all'Eco City. Arriva un giallo sulla panchina della Roma. Cercheremo di capire a chi sia stato sventolato. Bissoni prova ad andare da Taborda per un attimo. Cutruneo che poi si trascina il pallone in rimessa laterale. 2-0-5 di un primo tempo che è andato un po' a folate, nel quale ci sono state, direi tutto sommato, poche occasioni da gol. Occhio che qui Dimas riconquista. Taborda bravo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Dimas scodella, Fortino con il petto, passa per i piedi di Avellino che aveva indirizzato all'incrocio dei pali
forse Di Ponto, forse Taborda, si salva Lecco City in qualche modo. Aveva aperto il piattone destro Lucio Avellino. Altro pallone scodellato direttamente in rimessa laterale. Taborda, Nem provano a farsi sentire i tifosi dell'Eco City, arrivati qui a Cisterna di Latina. Nem salta Rodriguez e porta in vantaggio l'Eco City ad 1 minuto e 36 secondi dalla fine del primo tempo. La zampata di Nem e l'Eco City è avanti 1-0. Uscita fuori tempo di Rodriguez, bruciato e bucato da Nem, che alza il pallonetto, infila in porta il gol che vale il vantaggio per la squadra di David Maren. Un gol che può cambiare l'inerzia e gli scenari di questa partita ad 1 minuto e 36 dall'intervallo. Si torna a giocare dopo il gol dell'1-0 realizzato da Nem. Occhio che qui Biscossi si prende il cartellino giallo e anche il quinto fallo della Roma. Ha allargato il braccio Matteo Biscossi. Puntualissima la nostra regia. Eccolo il replay. Sì, Biscossi ha allontanato Nem con il braccio, gesto plateale ma non cattivo di Matteo Biscossi. Biscossi che è stato punito con il cartellino giallo. Certificato dalle indicazioni di Chiara Perona il cartellino giallo a Matteo Biscossi. Si rialza Nem, era stato lui ad andare più vicino al gol con la traversa colpita con un gran sinistro e poi lo stesso Nem a sbloccare questa partita ad 1 minuto e 36 secondi dalla fine. Adesso 1:30 da giocare e altro calcio di punizione in arrivo per l'Eco City. La rincorsa di Nem che apre per Pablo Taborda, Romano, Nem fronteggia, poi apre ancora per Taborda che rientra sul destro, una deviazione, pallone ancora buono per Nem. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto. Ha sbloccato la partita l'Eco City con il gol di Nem che adesso attacca, prova la sterzata, finisce a terra Fortino, calcia ancora Nem. Stavolta da fermo si scusa con i suoi compagni di squadra. Momento di trance agonistica per Nem che se l'è sentita di andare alla conclusione. Dimas tiene in campo il pallone, poi sbaglia il cambio di lato per Rodolfo Fortino. Batte velocemente l'Eco City. De Oliveira, Dimas bravo in chiusura. E dicevamo di una partita che va affollata, è tornata nuovamente ad accendersi dopo il gol del vantaggio di Nem. Avellino dentro da Rodolfo Fortino, è buono il controllo, il pallone per Dimas che rientra sul destro e calcia Nem per un attimo, poi Avellino, poi Taborda, poi rimessa laterale. La Roma prova a rispondere al gol di Nem. 39 secondi da giocare nel primo tempo. Roma 0 Eco City 1, decide Nem. Fortino alza la testa, trova Dimas, forse uno degli ultimi attacchi della Roma in questo primo tempo. Fortino, arriva Murillo in corsa,
Contratta la conclusione di Murilo Ferreira, Avellino da Dimas, prova a saltare Brunelli e ci riesce, Brunelli lo rimonta all'ultimo tocco di Dimas, rimessa laterale per l'Eco City a 13 secondi dalla fine del primo tempo. Romano all'indietro per Di Ponto, vediamo se l'Eco City riuscirà a costruirsi un'ultima chance. Avellino di testa, scambia con Murillo, ultimi 4 secondi, Fortino e la traversa allo scadere del primo tempo, pareggiato il conto dei legni dal colpo sotto di Rodolfo Fortino. In archivio i primi 20 minuti di gioco che si sono chiusi coi fuochi d'artificio e dopo il primo tempo l'Eco City è avanti 1-0 sulla Roma. Per il momento a decidere questo derby di gara 3 è il gol di Nem. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco per raccontarvi qui a Cisterna di Latina il secondo tempo di Roma Eco City Genzano. A tra poco.
Torniamo in diretta dal Palasport di Cisterna di Latina, tutto pronto per il secondo tempo di gara 3 dei quarti di finale playoff scudetto tra Roma ed Eco City. I primi 20 minuti si sono chiusi con l'Eco City avanti 1-0 con il gol realizzato da Nem. Gol arrivato ad 1 minuto e mezzo praticamente dalla sirena conclusiva della prima frazione. Roma che ha avuto una grande chance praticamente allo scadere con Rodolfo Fortino, che ha provato a saltare di punto con un pallonetto di esterno quasi. Pallone che però ha sbattuto sulla traversa, un legno l'aveva colpito anche l'Eco City nel primo tempo con la gran conclusione di Nem. Direi un primo tempo tutto sommato equilibrato, è andato un po' a folate con un paio di chance da una parte e dall'altra, rotto dal gol di Nem che è scappato alla difesa della Roma su un pallone lungo. Ha bucato l'uscita Kike Rodriguez ed è stato a sua volta beffato dal pallonetto di Nem, che per il momento scrive l'1-0 stampato sui tabelloni qui del Palasport di Cisterna di Latina. Le squadre sono in campo, Chiara Perona a colloquio con David Marin di fronte alla panchina dell'Eco City. Aspettiamo il suo fischio che darà via al secondo tempo. Cenno d'intesa con le due panchine, fischio, è la Roma che parte, inizia il secondo tempo, 20 minuti di speranza per ribaltare questa partita per la Roma. Fortino, buona trama, tutta di prima, subito a stappare il secondo tempo il palo esterno di Matteo Biscossi. È partita con il piede sull'acceleratore la Roma, andiamo a rivedere la superiorità numerica creata da Rodriguez. La conclusione forte di Matteo Biscossi, che adesso ha un'altra chance. Grandissimo intervento di Thiago Bissoni, ma grandissimo approccio anche della Roma a questo secondo tempo. Già 2 chance per impattare la partita. Sta provando a dare un segnale la squadra di Fabrizio Reali. Pallone all'indietro per Fortino. Ha provato ad aprire il piattone del piede sinistro Rodolfo Fortino. Sarà semplice rimessa dal fondo per le mani di Edo Di Ponto. Taborda cambia lato per Nem. Taborda ad imbucare per De Oliveira. Un paio di tocchi, De Oliveira rimane in possesso, vince anche il rimpallo, ma la sua corsa si ferma all'interno dell'area di rigore della Roma. Fortino, Biscossi, Lucio Avellino, vuole Rodolfo Fortino, legge il pallone di Oliveira che con l'esterno lo pizzica per Pablo Taborda. Buono il cambio di lato di Nem, il taglio centrale di Bissoni, rimontato dalla difesa della Roma che prova a gestire questo nuovo possesso offensivo. Fortino dentro da Matteo Biscossi che prova a saltare di Oliveira, bravo nella difesa del pallone e nell'apertura per Rodolfo Fortino. Elettrico Matteo Biscossi in questo avvio di secondo tempo. Avellino in buca, Bissoni anticipa, Taborda ripulisce. Bissoni pressato, si libera del pallone, Rodriguez trova Lucio Avellino. Murillo, pallone per Matteo Biscossi, lo difende Rodolfo Fortino, non c'è fallo. Bissoni prova a servire Nem, che col destro in diagonale ha colpito il palo sfiorando il 2-0. Grande occasione per l'Eco City, nata da un anticipo di Thiago Bissoni su Rodolfo Fortino. Sta protestando Murillo proprio per il mancato fischio su Rodolfo Fortino. Roma che riparte con Rodriguez, lungo, Di Ponto in qualche modo controlla il pallone, lo offre a Nem. Brunelli, buono il cambio lato per Pablo Taborda che rientra sul destro e calcia. Si dispera Pablo Taborda. Rodriguez corto da Matteo Biscossi,
Provano a farsi sentire i tifosi della Roma. Biscossi prova a saltare Brunelli, si allunga troppo il pallone, il campo è finito, rimessa dal fondo. Della quale si incarica proprio Edoardo Di Ponto. Posizione profonda, spalle alla porta di Brunelli che prova a saltare Avellino. Bravo in chiusura l'ex giocatore di Latina e Sandro Abate. Colpo di tacco di Brunelli che apre il campo a Taborda. Buona anche la chiusura di Cutruneo. Poi gesto di fair play con Pablo Taborda. Ed è così che batte la rimessa laterale. Brunelli, Nem decisamente al di là del gol il migliore in campo per l'Eco City fino a questo momento. Altro tocco e altra rimessa laterale in arrivo per l'Eco City. Bissoni, Taborda dentro per Brunelli, l'anticipo di Avellino che non riesce a perfezionare il recupero. Nemma invece non riesce a tenere in campo il pallone. Possesso Roma con Avellino che apre il campo per Cutruneo, può puntare Taborda, rientra sul sinistro ancora Thiago Bissoni che sta giocando una partita difensiva monumentale. Altra grande chiusura di Thiago Bissoni. Rimessa laterale in arrivo per la Roma. 16:57 da giocare nel secondo tempo. Eco City sempre avanti 1-0 con il gol realizzato da Nem. Pallone scodellato, non riesce ad arrivare Rodolfo Fortino. Avellino ripulisce il pallone all'indietro per Rodriguez. L'imbucata buona per Cutruneo che controlla e calcia, e poi Fortino da terra impatta la partita. L'istinto del Bomber fa 1-1. Rodolfo Fortino con l'ennesimo gol di questa stagione. 16 minuti 43 secondi ha pareggiato la Roma, ha segnato Rodolfo Fortino. Andiamo a vedere il replay, la giocata di Cutruneo, poi da terra Fortino bravissimo a spingere in porta il pallone. Altro gol di Rodolfo Fortino dopo i due di gara 2. Il suo timbro anche in questa decisiva gara 3. Nem nel primo tempo, Fortino nel secondo. 1-1, tutto in equilibrio. 16 minuti e mezzo da vivere insieme qui a Cisterna di Latina. Brunelli prova a servire il rimorchio di Fusari. Dimas per un attimo. Brunelli, Romano. Calcia Romano, Dimas rimpalla, rimessa laterale per l'Eco City. Fusari, Taborda, Fusari, Brunelli, torna all'indietro da Pablo Taborda, suolata, Romano, buono il tocco con il tacco di prima per Cristiano Fusari. Possesso Eco City, Fusari può sfidare in 1 contro 1 Murillo, poi ci ripensa, offre il pallone a Brunelli che calcia da centrocampo, trova i piedi di Avellino e la rimessa laterale. Minuti anche per Borolo per la Roma, fuori Lucio Avellino, altro prodotto del settore giovanile, Federico Borolo, qui controfallo fischiato a Fusari sulla battuta della rimessa. Possesso Roma, Ercolesi, Dimas, Murillo dentro da Borolo che prova a difenderla, è lui l'ultimo a toccare. Rimessa laterale della quale si incarica Sergio Romano. Taborda, pallone in avanti per Brunelli, si appoggia su Sergio Romano. Brunelli, Romano. Taborda,
Sfida in 1 contro 1 Murillo. Alla fine Taborda si trascina il pallone in rimessa laterale. Se ne stanno per andare i primi 5 minuti del secondo tempo. Qui non riesce a controllare Ercolessi, che si dispera. Cambi per l'Eco City, fuori Brunelli e Taborda, dentro De Oliveira e Lara. Fusari prova ad imbucare dentro il pallone, la Roma riconquista. Ercolessi, Borolo prova la giocata, riesce ad andarsene. Borolo che apre per Murillo, non c'è fallo, arriva Ercolessi, murato da Sergio Romano. Dimas sul destro calcia, Di Ponto con i piedi a mettere in calcio d'angolo. Adesso momento della partita favorevole alla Roma, che ha ritrovato spirito e inerzia dopo il gol dell'1-1. Roma che attacca con questo corner, anzi questa rimessa laterale battuta da Marco Ercolessi, il taglio di Borolo, il pallone per Dimas, punito il blocco di Federico Borolo. Primo fallo di squadra per la Roma in questo secondo tempo, ancora nessuno commesso dall'Eco City. Roma che era andata in bonus nel primo tempo, ma di fatto quasi a cronometro esaurito. L'imbucata di Romano per De Oliveira, che non può arrivare sul pallone. Roma che può provare a dare continuità a questa fase positiva di partita. Rodriguez alza per Rodolfo Fortino. Inusuale controllo sbagliato dal numero 20 in maglia giallorossa. Allora Eco City che riparte con Sergio Romano che apre per Matilara. Fusari di prima, Murillo di testa, Ercolessi torna proprio da Murillo. Rodriguez, Ercolessi, buona uscita dal pressing della Roma. Murillo, corsia centrale, poi Fortino, 2-1, ma gli arbitri avevano già fischiato il fallo su Murilo Ferreira. Non assegnata la norma del vantaggio alla Roma, cartellino giallo per Sergio Romano. Aveva timbrato ancora una volta il cartellino Rodolfo Fortino, ma era arrivato prima effettivamente il fischio. Si poteva dare in questo caso la norma del vantaggio. Gli arbitri hanno fischiato subito il fallo, di fatto invalidando la conclusione di Rodolfo Fortino. Da qui le proteste della panchina giallorossa. Sarà solo calcio di punizione per la Roma. Sono letteralmente volati i primi 6 minuti di questo secondo tempo. Ritmo decisamente più alto. Roma che ha pareggiato, Roma che aveva anche segnato il gol del 2-1, ma di fatto a gioco fermo. Arbitri che provano a far rispettare la distanza alla barriera dell'Eco City. C'è da asciugare però il parquet. Calcio di punizione Roma, si allontana Dimas dal punto di battuta. Avellino finisce a terra. Murillo che è andato allo scontro con Tiago Bisoni. Bisoni che va ricordato è uno degli ammoniti di questa partita per l'Eco City. 14 minuti 8 secondi, cronometro che di fatto non si è mosso. Da ripetere il calcio di punizione per la Roma. Si allontana Dimas. Avellino va da Fortino, murato da Pablo Taborda. Fuori Taborda e Romano, dentro Lara e Nem.
Ercolesi. Fortino sulla pressione di Tiago Bissoni, si trascina il pallone in rimessa laterale. Nem, Bissoni dentro da Julio De Oliveira, fallo in attacco fischiato a De Oliveira che aveva provato a prendere posizione su Marco Ercolesi. Possesso Roma con il calcio di punizione, il secondo fallo di squadra commesso dall'Eco City. Isgro calcia centrale di Pontopara, arriva Ercolesi che carica al sinistro, spara altissimo sopra la traversa. Arriva un fallo cumulativo fischiato alla Roma, sale a 2, anzi in favore della Roma. Sale a 3 il conto dei falli per l'Eco City, 1 commesso dai giallorossi. 13 minuti 43 secondi, equilibrio e parità qui a Cisterna di Latina. Derby di gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Nem prova con un sombrero a saltare Isgro, si trascina il pallone in rimessa laterale, rimessa che sarà della Roma. Isgro, Avellino all'indietro per Rodriguez, porta il pallone, scodella per Fortino che prova ad addomesticarlo di testa, a vincere il duello, e Tiago Bissoni bravo a prendersi anche la rimessa dal fondo. Di punto lungo per De Oliveira che arriva con un secondo di ritardo sul suggerimento di Edoardo Di Ponto. Murillo a campo centralmente, poi trova Matilara e si ferma. Isgro cerca la finta che gli riesce, ma si trascina il pallone in rimessa laterale. De Oliveira, altra buona chiusura di Avellino. Bella giocata difensiva di Lucio Avellino che ha murato De Oliveira sia la conclusione in porta sia la possibilità dello scarico. Palla persa dall'Eco City e Roma che gestisce con Murillo che tocca con l'esterno per Rodriguez. Isgro porta il pallone, trova Rodolfo Fortino, cambio di lato per Lucio Avellino, l'imbucata dentro per Murillo. Fortino vuole il contromovimento di Isgro che prova a saltare Nem che lo contiene bene, si guadagna la rimessa dal fondo. 12 minuti 36 secondi, 1-1, rimessa di Ponto per Pablo Taborda. Bissoni, De Oliveira non può arrivare sul pallone e velo di Avellino che favorisce l'uscita di Rodriguez. Fortino, spalle contro Bissoni che gli tocca il pallone. Nem, arriva Cutruneo a sbarrare la strada a Nem, non c'è fallo, poi il pallone dentro per Cutruneo che con il petto ha provato a spingerlo in porta. Si dispera Cutruneo, chance per la Roma. Isgro ha aperto per Avellino, bel pallone sul secondo palo per il taglio di Cutruneo. Sarà corner forse per la Roma. Confermiamo, calcio d'angolo per la Roma. Avellino scodella, Fortino calcia al volo murato, ma la Roma rimane in possesso con Isgro che va in diagonale non lontanissimo dal bersaglio. Antonino Isgro. 2 minuti 8 secondi alla metà del secondo tempo. Ricordiamo che con questo risultato saranno tempi supplementari. De Oliveira, Cutruneo dentro da Isgro con l'esterno per Fortino, l'uscita di Ponto, calcio di rigore per la Roma. In ritardo secondo gli arbitri l'uscita di Ponto su Rodolfo Fortino. Le proteste di Ponto tra pochissimo andremo a rivedere. Eccolo il replay, il tocco con l'esterno di Isgro. Sì, Di Ponto in ritardo su Fortino, non prende il pallone, colpisce il pivot della Roma. Possibile punto di svolta di questa partita, rigore per la Roma. Ed entra in campo Mammarella per provare a disinnescare il calcio di rigore di Rodolfo Fortino.
Non credo sia arrivato provvedimento disciplinare per Edoardo Di Ponto. Abbiamo visto però volare un cartellino rosso, forse per Sergio Romano. Espulso per proteste Sergio Romano. Un po' di storie tese anche in tribuna tra qualche dirigente della Roma e qualche dirigente dell'Eco City. Momento in cui bisogna assolutamente ristabilire la calma sia in campo sia sugli spalti. Espulso Sergio Romano e calcio di rigore per la Roma sul mancino di Rodolfo Fortino. È entrato Mammarella per parare questo calcio di rigore. Fischio degli arbitri. La rincorsa di Rodolfo Fortino che spiazza Mammarella. Ennesima doppietta di Rodolfo Fortino. Ha ribaltato la partita la Roma. Chi se non lui? Chi se non Rodolfo Fortino? 2-1. Rodolfo Fortino con la doppietta che ribalta la partita. Tutto da rifare adesso per l'Eco City che perde anche Sergio Romano. Nem, Taborda, Bissoni ancora per Nem. Corsia centrale, scarico su Pablo Taborda. Nem prova a rientrare sul sinistro, torna da Taborda, 1 contro 1 su Cutruneo che resiste a Taborda, gli sporca il pallone ma il possesso resta dell'Eco City. Ancora Nem prova a saltare Dimas, netto il fallo del 77, giusto il calcio di punizione. Terzo fallo di squadra per la Roma, anzi secondo fallo di squadra per la Roma, 4 commessi dall'Eco City. Bissoni a portare il pallone dentro, male da Julio de Oliveira. Tornato in campo Di Ponto al posto di Mammarella, è proprio Di Ponto a bloccare il pallone, ad offrirlo a Pablo Taborda. Nem dentro da De Oliveira, prova a servire Pablo Taborda, applaude Fabrizio Reali la chiusura di Lucio Avellino. Avellino da una parte, Bissoni dall'altra, due masterclass difensivi. Taborda costretto a tornare indietro da Di Ponto. Nem, occhio qui a Murillo che riconquista e calcia. Di Ponto lungo per De Oliveira, bravo a controllare all'interno della sua area di rigore il pallone. Rodriguez, Murillo, Avellino, pallone per Matteo Biscossi che non riesce a controllarlo. Sarà rimessa dal fondo per l'Eco City, già senza Leonardo Micheletto, senza l'indisponibile André Fantesele e ora anche senza Sergio Romano. Si fa complicata la missione per la squadra di David Marin. Una partita che però è ancora lunghissima. 10,5 da giocare, 2-1 Roma, la doppietta nel secondo tempo di Rodolfo Fortino. Prima su azione, poi su calcio di rigore. Biscossi qui si è trascinato in rimessa laterale il pallone, allora Eco City
che ci può riprovare con questa rimessa laterale. Taborda, Nem, surplus e poi scarico su Pablo Taborda, torna il pallone a Nem, ancora Taborda 2 volte, Biscossi con la chiusura e poi in diagonale, paratona di Edoardo Di Ponto in spaccata sulla puntata di Matteo Biscossi. Bravissimo qui il portiere dell'Eco City, andiamo a rivedere, bravo Di Ponto sul diagonale di Biscossi, Ercolesi, murato, Dimas apre per Murilo Ferreira, la chiusura di Taborda, poi Di Ponto all'interno della sua area di rigore, subito un colpo da Matteo Biscossi, colpo involontario di Biscossi su Di Ponto, si rialza il portiere dell'Eco City. Si chiariscono Biscossi e Di Ponto, la Roma restituirà il pallone all'Eco City, lo fa in questo momento Dimas. Abbiamo superato da 3 secondi la metà del secondo tempo. Roma 2, Eco City 1, adesso Marin prova ad allungare le rotazioni pescando Siddi dalla panchina, pallone imbucato dentro per Brunelli, dopo il rimpallo l'ultimo tocco è di Ercolesi, sarà rimessa per l'Eco City. Taborda, la sterzata, la conclusione dal nulla, si è inventato il gol del 2-2 Pablo Taborda, 9 minuti 42 secondi, l'Eco City impatta con il gol di Pablo Taborda. Gran gol di Taborda, 2-2, tutto nuovamente in equilibrio. Che bel secondo tempo, che bella gara 3, fallo di Brunelli, attenzione perché è il quinto per l'Eco City. Calcio di punizione battuto dalla Roma, Cutruneo. Dimas porta il pallone, apre per Marco Ercolesi, Biscossi, Cutruneo, la sua lata di ritorno per Matteo Biscossi che si scontra con David Marin, si spiegano i due, nulla di grave. Eco City che riparte da una rimessa laterale. Di Ponto vuole Brunelli profondo, il colpo di testa di Brunelli, la mano aperta di Rodriguez a negare il gol del 3-2 all'Eco City, poi Taborda calcia forte in mezzo, ottiene la deviazione e il calcio d'angolo. Sì, di all'indietro per Taborda, dentro per Fusari. Che parata di Rodriguez che prova a ribaltare il lato, è uno sport completamente folle. Ercolesi di testa per Rodriguez, che bella partita. Dimas prova a rientrare a calciare, deviazione di Taborda, calcio d'angolo per la Roma. Avellino Scodella, Fortino al volo e Dimas sul secondo palo, riporta avanti la Roma, il sinistro di Fortino, il tappin di Dimas, 8,53, altro giro sulla giostra, ha segnato Dimas, 3-2. A 2 della Roma, gol di Dimas. Fusari
sbaglia il tocco, in qualche modo Bissoni riesce a controllare il pallone, la pressione feroce di Isgro che commette fallo, giusto, terzo della Roma, si scusa Isgro. Fusari, Bissoni, possesso Ecositi, Fusari con l'esterno da Siddi che torna da Cristiano Fusari. Bissoni prova ad andare dentro da Brunelli, bravo nella difesa del pallone, nello scarico su Siddi di prima, di tocco per Cristiano Fusari. Prova l'uscita pressing e lo fa benissimo Ecositi, con Fusari che scappa, indirizza sul secondo palo, rimontato dalla scivolata di Isgro, accolta come un gol dalla panchina della Roma. Adesso Chiara Perona vuole far sistemare, sedere i giocatori che sono in piedi di fianco alla panchina di Fabrizio Reali. Bissoni all'indietro, ma bisogna attendere il fischio degli arbitri per far ripartire il gioco. Bissoni prova ad andare dentro da Siddi, c'è stata una deviazione? Anzi no, semplice rimessa laterale per la Roma. 8 minuti 9 secondi, una partita che ha ancora tante pagine da scrivere. La Roma ha rimesso il naso avanti con il gol di Dimas, pallone lungo di testa Siddi che si rifugia in rimessa laterale, invita la calma i suoi Rodolfo Fortino. Avellino va da Fortino che ripulisce il pallone proprio all'indirizzo di Lucio Avellino. Break centrale di Murillo che apre per Fortino, non c'è fallo di Tiago Bissoni che manda a quel paese Murillo. Isgro, Avellino, Siddi prova ad andare in anticipo, non c'è fallo e poi Fusari sbaglia il controllo, sarà rimessa laterale. Le proteste di Rodolfo Fortino. Chiara Perona va a catechizzare il numero 20 della Roma. Murillo a battere la rimessa, scambiare con Lucio Avellino. Rodriguez, Nem spinto alle spalle da Murillo, è il terzo fallo di squadra per la Roma, anzi il quarto fallo di squadra per la Roma. 5 ne ha commessi l'Ecositi che è in bonus e sotto di un gol a 7 minuti e 25 secondi dalla fine. De Oliveira all'indietro da Nem, cambio di lato per Pablo Taborda. Taborda 1 contro 1 su Fortino. De Oliveira per Nem che carica la dinamite che ha nel piede sinistro. Taborda bene di prima proprio per Nem, un po' di campo da attaccare. Il 27 va dentro da De Oliveira che prova a girarsi, letto dall'ennesima chiusura difensiva di Lucio Avellino. Poi Isgro porta a spasso il pallone, bravo a servire all'indirizzo di Lucio Avellino. Murillo, l'imbucata dentro, fuori misura per Dimas, rimessa laterale Ecositi. 6 minuti 39 secondi, Roma 3 Ecositi 2. Sono successe tante cose in questo secondo tempo. Nem dentro da De Oliveira che controlla e torna da Pablo Taborda. Occhio qui all'anticipo di Dimas, 2 contro 1, Dimas calcia di punto provvidenziale a tenere in piedi l'Ecositi. Stava per costare carissima l'incomprensione sull'asse Taborda-Nem e Dimas ha graziato in campo aperto la squadra di David Marin. Avellino va dentro da Isgro, occhio qui all'errore di Ponto, ma il pallone era uscito. Sospiro di sollievo per l'Ecositi con Isgro che comunque non aveva centrato la porta. Adesso a terra il giocatore della Roma.
nulla di grave per Antonino Isgro e Cositi, che intanto si è rimessa in moto con Taborda che serve Nem. La pressione di Cutruneo su Taborda, il pallone transita per i piedi di Nem, ancora Pablo Taborda. Sidi non riesce a tenere in campo il pallone, rimessa laterale per i ragazzi di Fabrizio Reali. 5 minuti 46 secondi, Dimas all'indietro per Marco Ercolesi, Cutruneo, Ercolesi, Scodella per Biscossi che si impegna ma non può tenere vivo il pallone. Allenatore aggiunto Rodolfo Fortino in piedi davanti alla sua panchina a dare le indicazioni ai suoi compagni di squadra. Adesso rientra in campo Fortino al posto di Ivan Cutruneo. Nem, Taborda in avanti per Ziddi, Fortino da Ercolesi, rimane lì in pressione le Cositi. Dimas, arriva l'anticipo con De Oliveira che può fronteggiare e andare da Nem, rientra sul sinistro, prova ad imbucare ancora per De Oliveira, non funziona stavolta la connection tra Nem e De Oliveira, e allora Roma che gestisce con Rodolfo Fortino. Ercolesi, Biscossi, l'errore in fase di trasmissione con De Oliveira, rimpallato, poi calcia ancora e poi a mani aperte Rodriguez in rimessa laterale. Qui non rispetta la distanza Ercolesi e come da regolamento si becca il cartellino giallo. Ineccepibile questa chiamata degli arbitri, non ha rispettato la distanza Ercolesi, impedendo di fatto la ripresa del gioco alle Cositi. Giusto il cartellino giallo. Abbiamo rivisto la parata di Kaique Rodriguez, rimessa laterale per le Cositi. Il giallo arriva anche per Rodolfo Fortino per lo stesso identico motivo, non ha rispettato la distanza. 2 gialli a gioco fermo praticamente per la Roma, tutti e 2 per lo stesso motivo, prima ad Ercolesi poi a Fortino. Applicazione severa ma direi giusta del regolamento. Taborda, Nem prova a tenere vivo il pallone, Fortino lo scodella in avanti per Murillo, ottima lettura difensiva di Siddi. Taborda calcia con i piedi Rodriguez a dire di no alla puntata di Pablo Taborda. Squillo però delle Cositi che prova a rimettersi in scia. 3-2 per la Roma, 4 minuti 40 secondi da giocare. Siddi, Taborda dentro da De Oliveira che si gira e calcia ancora lì ad aspettarlo un clamoroso Lucio Avellino. Taborda a portare il pallone, finisce a terra, si accusa del fallo Lucio Avellino. Terzo cartellino giallo consecutivo per la Roma, quinto fallo di squadra, entrambe le squadre in bonus. Se mancava aggiungere un po' di pepe in questo finale di partita, bonus raggiunto da entrambe a 4 minuti e 26 secondi dalla fine. Intanto la meta raggiunge la semifinale, vittoria per 3-2 dopo i tempi supplementari. Meta che affronterà la vincente di questa sfida tra Roma ed Ecositi. De Oliveira calcia, Rodriguez rimessa laterale per l'Ecositi. Nem a portare il pallone, un paio di tocchi, alla fine buono per Siddi. Brunelli, buono cambio di lato di Nem per Julio De Oliveira che prova ad andare col mancino murato
torna indietro da Brunelli, adesso Brunelli ed Oliveira insieme in campo per David Marin. Timeout solo per un motivo. Applicazioni non giochiamo di più la Fabrizio palla. Reali. Tra un minuto mettono i portieri. Caighe rilancerà sempre sugli angoli e accorciamo, cerchiamo di pressare sopra senza mettere il piede, solo per farli sbagliare. Quindi palla ghiaccia, mi fermo e difendi. Se fanno qualche errore ce lo prendiamo. Ok, poi loro imbucheranno sul pivot e proveranno. Ascolta, proveranno a fare dei blocchi. Proveranno a fare dei blocchi, ma mettiamo la palla sopra e saliamo. Però abbiamo un fallo, pure loro. Io non posso andare a contrasto là. No, però ce l'hanno pure loro. Che la palla esce in fondo e andiamo a pressare. Ok. Stiamo giocando un calcio Sopra. Jack, Anthony. Si torna a giocare dopo il time out, Rodriguez in avanti, palla buttata però dalla Roma. Portiere di movimento per l'Eco City in questo finale di gara. Nemma. Taborda, la suolata per Julio de Oliveira. Taborda si fa vedere il pallone, però arriva a Nem. Eccolo Pablo Taborda. Ancora Nem, ovviamente adesso con il portiere di movimento. L'Eco City per provare ad impattare questa partita. Qui il recupero di Murillo, l'ultimo tocco è di Taborda, deve tornare tra i pali di Ponto e Murillo di fatto gli consegna il pallone. Di Ponto lascia nuovamente il campo, torna Pablo Taborda, ultimi 3 minuti. Nemma, Taborda, De Oliveira. Occhio qui al pallone in diagonale di Siddi, l'uomo che non ti aspetti, non aveva messo piede in campo in gara 2 e adesso pesca il diagonale vincente che fa 3-3 a 2 minuti e 46 secondi dalla fine. Una partita pazza, l'ennesima di questa serie, la pareggia Siddi con il portiere di movimento dell'Eco City. Gran diagonale di Siddi, 3-3 a 2:46 dalla fine. Che bella partita, che bella gara 3. Vediamo se basteranno i regolamentari o se Roma ed Eco City avranno bisogno dei tempi supplementari per decidere chi affiancherà in semifinale la Meta Catania. Pallone lungo di Ponto, De Oliveira anticipato da Rodriguez. Avellino prova ad attaccare la Roma, Taborda in anticipo, pallone per De Oliveira, si torna da Pablo Taborda. Ovviamente adesso non ha più bisogno del portiere di movimento David Marin. Taborda dentro da De Oliveira che gestisce il pallone, torna da Taborda. Fortino, sarà calcio d'angolo per l'Eco City che adesso preme. De Oliveira, Nem, 2 minuti dalla fine. La sterzata di Nem che va col destro, non è il suo piede, non c'entra la porta. 1,57, vietato ai deboli di cuore qui a Cisterna di Latina. Rodriguez lungo,
per nessuno. Rimessa laterale battuta dall'Ecco City. Taborda dentro da De Oliveira. Ancora Taborda, sfidare in 1 contro 1 Fortino. Poi prova ad andare dentro da De Oliveira, chiuso da Avellino. Pallone ripulito da Rodriguez. Un problema per Rodolfo Fortino che si accascia a terra. Ancora a terra Rodolfo Fortino. Che adesso lascia il campo a Matteo Biscossi. De Oliveira sportivamente restituisce il pallone alla Roma. 1,5 per decidere chi volerà in semifinale, altrimenti saranno tempi supplementari. Taborda si appoggia su Di Ponto che prova ad andare lungo da De Oliveira. Prova a controllare il pallone Julio De Oliveira che sfila però in rimessa laterale. Supplementari in gara 1, gol di Fortino a 30 secondi dalla fine in gara 2, 3-3 ad 1 minuto e 20 dalla fine di questa gara 3, se non è equilibrio questo. Dimas dentro da Biscossi che prova a girarsi, viene chiuso da Bissoni che è anche l'ultimo a toccare, 1 minuto e 7 secondi. Si soffre qui in tribuna, bellissima partita, bellissima gara 3, direi bellissima serie tra Roma ed Ecco City. Dimas prova a trovare luce per calciare, ci riesce, attento Di Ponto. De Oliveira dalla parte opposta prova a ripartire, il taglio centrale di Bissoni, prova a servirlo De Oliveira, recupera il pallone Matteo Biscossi che se ne va in transizione circondato da giocatori dell'Ecco City che prova a controbeccare dalla parte opposta. Taborda, strada chiusa da Murillo e allora si ferma, lo invita a ragionare Thiago Bissoni. Nem torna da Taborda, ultimi 36 secondi, la chiusura di Murillo, rimessa laterale per l'Ecco City. Nem, Taborda, chiuso in scivolata senza fallo da Murillo. La rimessa laterale sarà in favore dell'Ecco City. Taborda chiedeva un fallo di Murillo, sembrava però essere arrivato bene in anticipo sul pallone. Ricordiamo che entrambe le squadre hanno 5 falli. Bissoni ad incaricarsi della battuta, anzi lascia l'incombenza a Julio De Oliveira. Taborda, De Oliveira ancora per Pablo Taborda che prova ad alzare, il pallone è buono per Bissoni che riesce a controllarlo e ad aprire per Julio De Oliveira. Fallo commesso da Murillo. Attenzione perché è il 6º fallo della Roma e arriva il rosso per Murilo Ferreira. Incredibile, incredibile, finale a Cisterna di Latina, 6º fallo e cartellino rosso per Murillo. Pazzesco, pazzesco. Sarà tiro libero per l'Ecco City.
Andiamo a vedere il replay. De Oliveira, sì, netto il fallo di Murillo, è arrivato in ritardo, non ha preso il pallone, ingenuo Murillo, perché la Roma era in bonus. Dentro Ducci per parare il tiro libero, sarà Brunelli ad incaricarsi della battuta. Non si riesce a ristabilire la tranquillità in campo. È chiaro che il momento è ultra delicato con l'Ecocity che decide di battere dalla posizione in cui è stato commesso il fallo, anzi no, alla fine Brunelli opta per andare dal dischetto. Ricordiamo che il regolamento prevede che la squadra che ha subito il fallo possa scegliere se battere dalla posizione in cui è arrivato il fallo oppure dal dischetto del tiro libero. È una scelta libera, diciamo, che ha a disposizione la squadra che ha appunto subito la penalità. Alla fine, dopo un po' di tensione e un paio di conciliaboli, Brunelli va dal dischetto del tiro libero a 12 secondi dalla fine. Il gol che può valere la semifinale, il tiro libero che può valere la semifinale dell'Ecocity. Brunelli contro Ducci. Si attende il fischio degli arbitri dentro di Eugenio. Ricordiamo che la Roma, anche se dovesse finire così 3-3, dovrà giocare i 12 secondi che rimangono più l'eventuale inizio di supplementare in inferiorità numerica. La rincorsa di Brunelli, avanza Ducci che poi arretra, Brunelli la mette in porta a 10 secondi dalla fine. L'Ecocity completa la rimonta, mette la freccia e fa 4-3 a Cisterna di Latina. Rosso per Cutruneo. Intanto sulla panchina della Roma adesso fioccano i cartellini. A 10 secondi la Roma, che ovviamente con il gol subito può ristabilire la parità numerica, e c'è Murillo in campo da portiere di movimento. Ci si potrebbe scrivere un libro su questa serie. 10 secondi, attenzione perché non è finita. Ultima chance per la Roma, da ripetere però l'esecuzione del calcio d'inizio. Fortino la lascia lì per Avellino. Biscossi calcia forte, pallone sul fondo. Può congelare il possesso e andare in semifinale l'Ecocity. Di Ponto alza la parabola, arriva però il time out chiamato da David Marin, che probabilmente vuole disegnare un'uscita per congelare il possesso e far terminare la partita. No, lo mismo que sí, listo. No vamos a arreglar. Julio, no vayas a pelear. No vayas a pelear. Alta così. Como hizo ahora. Sí, tranquilo.
Pallone alzato da Di Ponto, di testa Avellino, Nema allontana, è finita! Vince Lecco City, in rimonta, 4-3, batte la Roma, vola in semifinale al termine di una partita incredibile, di una serie incredibile. La spunta Lecco City, ma onore e merito alla Roma che ha lottato, ci ha creduto e alla fine si è dovuta arrendere al tiro libero di Brunelli. Dunque sarà meta Lecco City, una delle semifinali scudetto di questa Serie A di futsal. Grazie davvero per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata ed un saluto da parte di Mattia Esposito. Dai,